Savio davvero, insegno corso al primario, ai giugni, e so gaiacci. La Corsica per me è tutto, di radio, di una cultura, una terra, un popolo, una mera campà d'essa, di che fa già la Corsica, e poi si può dire che nelle nostre campà proprio è. I ricordi, non ho parecchi, ma sono stato assai commosso da vittoria quando siamo quella di dicembre 2015, quando siamo giunti al potere. Allora, ci ho lavorato, continuo a lavorare. Allora mi sento di Giardiaiaccio. Megarudi, qui, non circondo da Piazza del Diamant, tutto qui. Carudi, si sta bene. Che si passa? No, ora siamo tranquilli. Non devo stare, dunque siamo belli tranquilli. Ma perché il problema è che mi piace viaggiare, ma quando vengo mica al mare mi sento mica troppo. Una personalità che è una reverenza per me è mamma. Ciò che mi ha dato, ciò che mi porta come la grampa e come l'era, soprattutto. Sto qui. Un altro liscio. No, sto qui, no. Sto qui e mi piace viaggiare. E come dici anni vecchi, il più bello viaggio è di parte di volta. Dice radio, a Corsica in la Vena, dice radio che spero di sicuro che la sia appacciata, serena e poi che la sia corsa, ritrovata con un campo più come Nanzu, che la sia corsa, con i suoi valori, ciò che lei da voi sempre. Quando ero un giovanotto ero di via politico, dunque ero un militante dell'Associazione di Gianni Corsi e poi sono giunto alla cultura per via della politica. Mi sono detto, difendiamo una terra, una cultura, una lingua, ma se non parliamo bene la lingua, che Dio? Perché di parlare do corso, no, cioè parlare o corso. Perché mi pare che parlano di corso, ma non lo parlano mica. La Corsica in una parola, libertà. Let's go, let's go.